Sit-in di protesta è stato indetto dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria di Agrigento per giorno 21 settembre dalle ore 10 alle 12 davanti alla Prefettura per denunciare il disagio lavorativo e le assurde quanto insostenibili condizioni di lavoro cui da mesi sono costretti a farsi carico. Non è rimasto più nessuno, afferma in una nota stampa di oggi il SAP, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, per mezzo del suo delegato regionale Salvatore Gallo Cassarino. I poliziotti superstiti non so quando reggeranno ancora, nonostante in ognuno di noi abbondi lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, il senso del dovere e dell'appartenenza. Prestissimo i poliziotti in servizio non potranno più smontare, terminato il proprio turno, perché non ci sarà nessuno a sostituirli. Questo quanto scritto lo scorso 10 luglio. Oggi non abbiamo più le forze per spiegare quali siano le condizioni di lavoro, lo spirito e il livello di frustrazione che pervade i pochi poliziotti rimasti in servizio. Ancora più difficile e più grave è provare a spiegare il perché in questo girone infernale che pare essere senza uscita siano state coinvolte indirettamente le famiglie degli stessi poliziotti. Mogli e figli continuano a chiedersi perché il proprio congiunto, che di mestiere fa il poliziotto penitenziario, venga quotidianamente sequestrato dallo stesso Stato a cui ha giurato fedeltà e lealtà. Turni interminabili, continua il sindacato del SAP nel suo comunicato, variazioni di servizio in continua evoluzione, riposi cancellati, aggressione al personale di polizia da parte dei detenuti sono solo una gran parte degli ingredienti che hanno determinato la decadenza inarrestabile del reparto della polizia di Contrada Petrusa. L'area detentiva è ormai governata da pochissimi poliziotti ai quali gli viene chiesto di vigilare su più postazioni di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto, non vi è più alcuna distinzione tra ruoli, ci si arrangia insomma come si può. Il personale è chiaramente stanco, avvilito, demoralizzato, praticamente sfiancato. L'estate è agli sgoccioli, i problemi della Petrusa purtroppo aumentano e noi che siamo la voce di questi lavoratori non possiamo fare altro che dare voce alla loro e alla nostra sofferenza. Per questo abbiamo gridato, ma non è servito a nulla. Quindi, giorno 21 settembre, i lavoratori della categoria effettueranno un sit-in di sensibilizzazione davanti il Palazzo del Governo di Agrigento, perché il problema delle carceri è un problema di ordine pubblico e senza uomini in questo non potrà mai essere garantito in maniera efficace. Questo nella nota stampa del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.